abbiamo 3-4 dipendenti in cassa integrazione purtroppo da marzo, sono degli amici. Un disastro, veramente male. Le lacrime di Paolo Durante per gli amici lasciati a casa in cassa integrazione. Amici, perché in tanti ristoranti e alberghi del Veneto e della Marca i dipendenti diventano gente di famiglia. Cairano San Marco, Hotel Corone, da oltre 20 anni una istituzione in paese, ma in questo 2020 terribile la situazione è una sola. Il lavoro è fermo, e quasi, non dico fermo, ma è molto calmo, molto. Mi dispiace per loro che gli ho detto, guardi, io fine anno non so se riusciamo a riprendere il lavoro. Dicono tutti che speriamo, ma io ho poca fiducia. Prima il lockdown, poi la lenta ripartenza, ma la zavorra si chiama assenza di turisti e clienti. La gente non si muove, purtroppo vedo gli stranieri, la gente non si muove. Un problema che colpisce tutto il settore, anche qui nel Monte Bellunese. Si spera nella carovana del Giro d'Italia in arrivo a giorni anche nella Marca, ma l'incertezza resta. Scongiurato il coprifuoco dei locali, ma per quanto? E lo spettro di chiusure future, seppur rigettato dal governo, aleggia inevitabilmente nei pensieri. Speriamo di no, guardi, perché veramente il secondo giro sarebbe molto difficile per tutti. Per me, come settore alberghiero, come i miei colleghi, guardi, anche il mio collega mi è venuto per mezz'ora fa e mi ha detto: Paolo, digli che qui la situazione siamo veramente presi male. Che se ritorna, non so se succede, se riusciamo a tenere duro ancora tanto. Situazione difficile, tanto più se poi il destino si accanisce. Paolo è il figlio dei 2 anziani, Renzo e Giuliana, aggrediti e picchiati in casa dei banditi 2 notti fa. Un trauma che si aggiunge al periodo nero. Paolo e la sua famiglia cercano di farsi forza e fanno appello alla politica, e non certo per chiedere assistenzialismo. Noi non vogliamo soldi, noi non vogliamo soldi, vogliamo solo lavorare, che ci sia un po' il movimento. Veramente mi viene da piangere solo a pensarci.